Un gioco dell'infanzia che improvvisamente diventa la molla che trasforma la sua vita, trasforma quello del suo paese d'origine, Barumini, e trasforma anche gli itinerari turistici della Sardegna. Lei nasce a Barumini, possiamo dire quanti anni fa? Io nasco a Barumini, io ho 87 anni, Si stava già 1914. 1914. Nasco a Barumini, sì, proprio nasce la guerra. Io ho perso mia mamma quando avevo 4 anni, morta di spagnola insieme ad altri 3 o 4, ugualmente morti di spagnola, proprio il giorno dell'armistizio, sì, questa cosa qui. E quindi c'è anche questo fatto nella mia vita, no? Cioè, intanto questo mi commuove molto, io non ho nemmeno una fotografia di mia mamma, e quindi so com'era attraverso una mia figlia, più o meno ne vedo, eccetera, eccetera. E quindi io non sono stato allevato dai nonni, no? Proprio in casa loro, mio nonno, mia nonna e così via. Mia babbo poi successivamente si era risposato, quindi tenga conto che io non ho conosciuto una madre, quindi c'è qualche cosa, diciamo così, di imperfetto, di incompiuto in me. Ha preso la Sardegna come Sì, sua sì, madre. Però le madri sono state mia nonna e una mia zia, no? E il babbo è stato mio padre, ma soprattutto mio nonno, no? Il quale poi voleva modellarmi a modo suo, capito? Così. Difatti quando poi io feci quella scelta il nonno ne soffrì moltissimo. E a me è rimasta qualche cosa nella coscienza di dolore di Arriviamo averlo per fatto gradi. soffrire. Lei nasce Sì, a Barumini sì. e da piccolissimo, ogni volta che le danno la possibilità di uscire di casa, insieme ai coetanei, va. Sì, facevamo queste sortite così, di tanto in tanto, sì. Il panorama offriva Sempre questo naturalmente, cucuzzolo, no? naturalmente c'era sempre il nonno e c'era sempre la nonna che vigilava, comunque mi lasciavano andare con i compagni. Tenga conto che ho fatto soltanto, poi per quanto riguarda gli studi a mio paese, soltanto la prima e la seconda elementare, quindi successivamente la mia vita per gran parte dell'anno era sempre nel collegio, no? Trovavo soltanto durante l'estate e così via. Tenga conto anche di questa formazione che ho avuto. Da una parte la formazione con i nonni e la mancanza della mamma, tuttavia le mamme c'erano in quel senso lì. E dall'altra parte la mia formazione, che soprattutto la mia formazione culturale è fatta fuori del paese, non soltanto prima e seconda, è fatta con i salesiani, no? Le altre elementari, il ginnasio e poi tutto il liceo. E in me anche questa formazione è molto, molto forte, c'è molto dentro ancora, no? Anche questa formazione salesiana, questo devo dirlo, no? Anche forse anche per tutte queste resistenze morali che ho sempre attivato per le difficoltà della vita. Sì, Un momento di grande svago nel periodo lo svago era quello, i svaghi erano quelli, no? Lei mi parlava di questa festa di Sant'Antonio Sì, di Tui. poi la festa di Sant'Antonio di Tui, quella era la grande festa, no? Era la festa più grande, no? Nella Marmilla dove c'era tutto, no? E noi andavamo, i ragazzini, era una grande festa, c'era tutto. E arrivava anche Costantonicello Castellaio, no? Che veniva da casa, veniva a vendere i panni, i bei panni e così via. Questo è il ricordo che fermo sempre nella mia mente. No? Ho letto anche in un suo vecchio articolo, quando lei rievoca questa situazione, c'era anche l'occasione, quasi una fiera, per cui quasi una fiera. arrivavano anche le canzonette dell'epoca. Dice, quindi era il festival di Sanremo del momento. Perché no? io possedevo un mandolino che mi era permesso però a casa dei nonni di non suonare continuamente, soprattutto di non suonarlo dopo pranzo, perché i nonni andavano a dormire tranquillamente. Avevo una chitarra, però la chitarra l'avevo comprata quando ero già all'università, no? A Roma, no? Perché era una casa in affitto, sa? Di un alpinante, no? E lì non so, c'era un paese dove costruire chitarre, quindi avevo un po' di chitarra, però non ho mai studiato musica, no? Ho studiato musica, sempre così con i numeretti e così via. Invece io avrei preferito
suonare quando era a Frascati, a Collegio Salesiano, le insegnavano anche il pianoforte. Io avevo cominciato al liceo a suonare il pianoforte, no? Poi quando sono tornato, ho fatto la licenza liceale, ho fatto la licenza al SAT a Roma, vero? Al Tasso, che era uno dei licei più famosi di Roma, così via, e anche con una buona votazione, non dico quanto, ma era buona, no? Votazione. Allora il nonno mi disse se preferivo qualche cosa, io gli ho detto comprami un pianoforte, mi disse che pianoforte, te ne compro un Rusili, capito? E quindi mi sono dovuta accontentare del mandolino, di queste cose con i numeretti e queste cose che cantavamo, che lei conosce, ho visto, no? Lei Sì, conosce. ho letto, non ero ancora nato all'epoca, Sì, però era i miei genitori... spagnola, no? Esatto, sì, tutte queste Milano, canzoni. queste cose. Io lo conoscevo bene, questo lo suonavo bene a mandolino, queste cose, mi piaceva. Suonava anche l'armonica. Lei mi ha detto, non mi è stata inculcata questa passione per l'archeologia in maniera che io ricordi. Quello che ricordo perfettamente è però questa grande collina al limite del paese, dove la notte era il posto delle favole, delle fiabe, sì, delle sì. cose pericolose. Sì. Di giorno era il posto dei giochi. Dice, però, nonostante questa cortina di prevenzione che c'era nei confronti di voi ragazzi per non andare lì alla sera, il posto era comunque frequentato. E durante il giorno lo sport preferito di voi ragazzi, lei dice, avevo già puzzu, Sì, nel senso perché non ero bravissimo, non ero in bravissimo, questo no. sport, era calarsi in Sì, questo sì, pozzo cadavano. con una fune e fare che cosa questo? Trovare questi cufi, questi uccelli. C'erano gli uccelli notturni che passavano, Beh sì, sa che quelli sono notturni e dormivano lì. dormivano Ma durante il questa è una giorno. delle cose. L'altra cosa però è che, ma questo però più tardi, no? Quando avevamo fatto la squadra di calcio, io anche sono stato fondatore della squadra di calcio a Barumene, no? E la cosa curiosa era che prima giocavamo all'interno del paese, no? In una piazza che si chiama Sabrate sul Monte, del Monte Granatico, no? Dove però rompevamo sempre i vetri delle case vicine e poi ci avevano cacciato di lì. Però c'era il medico condotto del paese, no? Il dottor Toveri, che sentiva, c'erano questi anziani, no? In questa piazzetta che osservavano le persone, quindi un crocchio di persone che davano giudizi e così via. E mi dice, ma questo calcio da cos'este? E testa si va il calcio solo, a pezzi, ci prendete la pedate. No, la parola è per giocare a palla e così via, e così via. Questo è stato anche questo qui. Sono stato un fondatore della squadra di calcio a Barume, giocava dalla sinistra. Quindi c'era anche questo, poi non avevamo altro, nel paese non c'era altro, no? C'era qui, andare a fare queste cose, un po' di calcio, ma successivamente poi non c'era altro. Ecco, però perché ho citato l'episodio in cui lei racconta con la fune, ci calavamo in quello che tutti pensavano fosse un pozzo. Sì, si pensava che fosse un pozzo, perché mica io potevo supporre fare tutti quei ragionamenti che ho fatto dopo, quando sono tornato, laureato, perfezionato e così via. Ecco, però Niente, per me parte. c'era la favola, no, nient'altro, non c'era altro. Era La favola cosa diceva? la mia cultura era quella, difatti io quando ho scritto quell'affare lì ho detto lasciamo anche un po' che ci sia la favola, no? E che resti ancora la favola snurata. Perché questo Era la cultura del paese in fondo, no? parlava addirittura di un tunnel Sì, lunghissimo ma sotterraneo. così innocente che era bello, perché non lasciare credere queste cose? Io non ci credevo. Però che cosa succede? Che nel momento in cui lei completa i suoi studi, va all'Università di Roma, studia alla Sapienza, comincia a occuparsi attivamente, per motivi di studio, di archeologia, frugando nella sua memoria di bambino o di ragazzino, si accorge che tutto sommato quello non poteva essere un pozzo, ma Sì. piuttosto una torre di cui Certo. quella che vedevate era la sommità. Sì, questo Si rende conto che gli anfratti dai quali mandavate via gli uccelli notturni
forse non erano degli anfratti, Sì. ma erano delle feritoie, Esatto, sì. soltanto occluse. Beh, questo poi adesso me lo racconti lei però. Perché intanto io all'università avevo, eh, anche all'università il mio corso è stato abbastanza curioso, no? Perché appena arrivato al primo anno d'università, che venivo dal collegio di Villasora, mi interessava molto l'archeologia cristiana, no? Cioè, tra l'educazione cattolica e così via, mi piaceva la storia dell'arte e così via. Poi a un certo momento ho dato l'esame di archeologia cristiana e ho scelto la preistoria. Ho scelto la preistoria, mi interessa perché leggendo prima le cose fatte dagli archeologi sulla Sardegna, no? Leggendo lavori di Pallottino, leggendo lavori del Taramelli, e soprattutto sono gli scritti del Taramelli che mi hanno fatto innamorare, no? Della Sardegna e dell'archeologia della Sardegna. Successivamente però, quando mi sono iscritto al corso di perfezionamento, alla Scuola Nazionale di Perfezionamento di Roma, no? Ho detto adesso voglio fare anche qualche altra cosa e ho scelto di una tesi di perfezionamento in antichità fenicio-punica. Quindi questo perché? Perché in Sardegna, già da allora, io ero già preparato, no? Vedevamo che anche in Sardegna c'era questo grande patrimonio, oltre che della civiltà indigena, questo grande patrimonio della civiltà fenicia. Tenga conto che la Sardegna, probabilmente nel Mediterraneo dopo Cartagine, è quell'isola che conserva il maggior patrimonio di antichità fenicie e puniche. Purtroppo ce lo stanno storpiando con questo affare di Tovicello, ormai mi pare che quel parco sia diventato il parco dei vicri e delle palazzinari di Cagliari. Questo si è detto così incidentalmente, lasciando passare così. Sì. Quindi mi sono laureato con una tesina sulle antichità puniche. Questa è stata la mia formazione universitaria. Tenga conto che in quei tempi in Sardegna, in quegli anni, negli anni 40, l'unico archeologo c'ero io e basta, sardo. E oggi sa quanti archeologi ci sono in Sardegna? Ce ne saranno perlomeno un'ottantina, dei quali la gran parte sono allievi miei. Sono suoi allievi. Insomma, Questa è per me la più grande consolazione, la più grande soddisfazione. Forse meglio di me, sono migliori di me. vabbè, questo poi ce lo dirà No, non la so. storia fra Sì. 50 anni. Ascolti, in Sardegna sappiamo che erano già conosciute delle insediamenti nuraghi. C'era il nuraghe Losa, c'era il nuraghe di Santo Antine. Degli scavi, scavati il nuraghe Losa, scavati il Santo Antine, scavati altri nuraghi. Lei mi ha detto così circa 7.000 nuraghi costruiti tra il 2000 via. Ma diciamo e tra il la 2000 e il nascita 1000, diciamo così, tra il ecco, 2000 tra il e 2000 e il 1000. Più o meno in altra parte del territorio delle terre emerse intorno al Mediterraneo c'era la civiltà egizia che è nostra contemporanea. C'era la civiltà egiziana, c'era la civiltà micenea, c'era queste grandi civiltà, no? Per esempio. Noi eravamo un po' più arretrati sicuramente, come Beh, sì. l'ho provocata prima che registrassimo, no? E gli ho detto, beh, però in effetti, professore, mentre noi avevamo queste 4 pietre messe una sopra l'altra, che sono i nuraghi, pensi alla mastosità degli egiziani con le loro piramidi. Lei invece mi ha detto, sì, però, nota una cosa. Attenzione, perché certo le piramidi sono molto più alte dei nuraghi, però le interne delle piramidi egizie non hanno tutta quell'architettura e complessità che hanno le interne dei nuraghi della Sardegna, Santo Antini, Barumine, eccetera, no? Quelle torri aggiunte, quelle grandi architetture, quei camminamenti e così via. C'è maggiore architettura a mio avviso. Architettura di interni sicuramente più apprezzabile rispetto a quella degli egiziani e soprattutto 7.000 costruzioni sparse in tutto il territorio regionale. In tutto il territorio della Sardegna, quindi una antropizzazione diffusa, direi totale, no? Tutta la Sardegna. E anche la montagna sarda è ricchissima, di nuraghi. Forni per esempio è ricchissima di nuraghi e così via. Quindi l'uomo era dappertutto, era presente dappertutto. E oggi l'uomo non è presente dappertutto, sono grandi spazi, diciamo così, che non sono più. C'è questo Andare verso andarsi il mare. dell'uomo che lascia il centro e se ne va verso il mare.
E questo bisogna trovare un qualche cosa che ci sia questo riequilibrio, e questo equilibrio che c'era in quei tempi, in cui c'era gente sul mare e in cui c'era gente dell'interno. C'era un equilibrio, no, nella diffusione dell'uomo e quindi del lavoro nell'uomo, la fatica dell'uomo, la produzione, tutte le parti della Sardegna. Allora, il professor Lillio torna a Barumini, ricordandosi le esperienze giovanili, ovviamente con maggiore conoscenza scientifica Certo, sì. di quello che fino da ragazzo aveva visto e che adesso capiva cosa fosse, intraprende la campagna di scavi. L'hanno capito subito che era una cosa che andava fatta, o ha trovato parecchie resistenze, magari anche locali o a livello amministrativo, politico, cioè le hanno dato fiducia subito No, su intanto questa sua teoria. devo dire questo, no, che per esempio da parte della religione ha avuto molta comprensione. Anzi, diciamo pure questo, per quegli anni, no? Che è la regione soprattutto che diciamo, ha finanziato, no, questi lavori. La regione ha finanziato Nora, no? Gli scavi di Nora, la regione ha finanziato gli scavi di Benumeri, la regione ha finanziato gli scavi di un altro grande monumento che c'è in Sardegna, Antenora, che è quel tempio, il santuario dei Monti d'Accoddi. Queste tre zone, no? Cioè la Nora, Fenicio Punico, no? E Romano, no? Barumeri, Nuragico, Monte d'Accoddi pre-nuragico, sono andati avanti con finanziamenti regionali. Quindi io devo dire, in quei tempi ho trovato da parte della regione una risposta e una grande sensibilità. Questo devo dirlo. Chi c'era allora? Si ricorda? Perché no, perché Insomma, i politici vengono sempre attaccati, però in quei tempi era l'assessore De Rio, no? L'assessore De Rio. C'erano poi dei personaggi, dei funzionari di grande livello. C'era Paolo De Magistris, per esempio, che era funzionario, e ci aiutò moltissimo, e anche lui e tutti gli altri. Quindi abbiamo trovato sensibilità e abbiamo trovato risposta, no? Successivamente. in paese come viene Paese, accolto? ovviamente, io capisco il paese di fronte a uno scavo di questo genere aveva così delle perplessità, no? Intanto il fatto che io occupavo 40 operai, Cioè sottraeva 40, forza 40 lavoro per operai 40 quasi a lavoro continuo, no? Quasi continuo, noi abbiamo lavorato cantieri aperti, quasi continui, no? E poi sottraevo personale operaio al mondo agricolo, no? E quindi indubbiamente, soprattutto d'estate, non raccolta eccetera, successivamente c'era una preoccupazione da parte dei proprietari e così via. Però non dico che non ho trovato opposizione a questo, ma indubbiamente preoccupazione sì. E anche in famiglia, devo dire. Questo gliel'ho già spiegato, no? Famiglia, devo dire, perché la mia scelta non è stata gradita nella famiglia, Lei nella doveva parte fare del il nonno, notaio, né da doveva parte fare il medico. come dire, io ripudiavo la situazione borghese, no, professionale, in gente che aveva speso soldi, no, per mantenere i miei studi, no? Certo. Pensi,
non solo la Sardegna ma anche a Frascati e poi anche a Roma, e beh, questo figliolo l'abbiamo mandato e poi si vede con questi risultati. I Così risultati, venuto lo dal dica colpo. come suo E babbo, quindi, di cosa la rimprovera, come lo babbo, però chiamava? il babbo, devo dire anche questo, che mio padre, pure prendendomi un po' poco sul serio, lo devo dire, perché mi chiamava in quel modo, però tanto quando era a Roma mi mandava un po' di quattrini per vivere a Roma e così via. Poi non è che fosse contrario, però certamente non lo capiva, ecco. Questo figlio che tanti sacrifici fa per studiare per poi raccogliere pezzi di Niente, capisci? arroz de verde, Sì. antico, no, esattamente com'era il termine. Questa era la situazione, io la capivo, perché no, loro avevano ragione dal loro punto di vista e così via. E quindi però io ho cominciato in questo modo, andando avanti e così via. Via via però quelle che invece hanno aiutato molto, no? Il paese poi non comprendeva, dici perché vas a fare queste cose? Sono gli operai che lavoravano hanno salvato la situazione, quelli i quali via via che lavoravano, vedendo andava queste avanti. cose, che per loro non era il solito lavoro della zappa, eccetera, era un lavoro di vedere le cose, toccarle e così via. Hanno capito, no, l'interesse, sono loro che hanno fatto capire ai paesani che la cosa era importante, così, comprende? Sono stati loro. Tant'è che quando abbiamo fatto recentemente quel nuovo incontro, no? Sì, A Barumene, 50 anni di amicizia, dopo. li ho rivisti, Sì. e ci siamo visti, ci siamo abbracciati e così via. Abbiamo ricordato quei tempi e ho messo in evidenza proprio che sono stati loro, no? Gli operai, i quali sono convinti delle cose importanti che hanno convinto anche gli altri. Oggi il paese difende con i denti, no? Il loro patrimonio. Quindi più che ostilità, diffidenza, anche perché a un certo punto No? è arrivato No, questo personaggio strano non che ce doveva n'era. fare il medico, Certo. doveva fare il notaio, torna da Certo, Roma e capito. dice lì sotto c'è. Tenga conto che non si vedeva il nuragano, quasi Appunto. niente. Tenga conto che non si vedeva il villaggio. Era un'avventura veramente, no? Però è Ma andato. qualcuno le avrà anche detto, oh Giovanni, ma non dire, no, avrà trovato qualcuno scettico al massimo che ha tentato di farla desistere, no? No, guarda, proprio i sindaci, per esempio, devo dire che i sindaci hanno accettato, no? I sindaci di allora. Perché un po' ne veniva, soprattutto veniva il lavoro, no? Veniva l'occupazione e così via, hanno accettato. Però era così.
ma nemmeno io però alla fine vedevo che ne sarebbe venuto tutto questo benessere per il paese che è venuto ora, questo no, questo assolutamente non lo prevedevo nemmeno io. Anche il villaggio per esempio che è uscito non è che lo prevedessi molto. Era un'avventura, era come dire, Una scommessa una anche? scommessa, una scommessa, che poteva andare anche male, è andata bene. Mi racconti, per quanto il tempo non sia moltissimo, il procedere dei lavori. Lei arriva finalmente, convince, trova i finanziamenti, i fondi, gli operai, il paese che sta un po' a guardare incuriosito, iniziano i primi scavi. Lei capisce subito che la sua teoria è esatta. Ma iniziano i primi scavi, no? Iniziano i primi scavi e intanto via via che si toglievano le terre si cominciava a vedere, no, la struttura, via via la parte più alta, la torre centrale, e poi si cominciavano a vedere anche le strutture delle torri perimetrali. Ancora, siccome poi ho fatto fare anche dei saggi, laddove poi è venuto il villaggio, ho visto che nei saggi cominciava ad apparire anche le cose delle strutture del villaggio, quindi questo un po' mi confortava in questo. E poi via via, anno per anno, è venuta fuori, pian piano veniva fuori questa massa, no? Che doveva andare molto, molto a rilento, no? Perché si trattava di scavare col picco, scavare con la vanga, no? Non è che si usasse Non c'erano buste le e gru, così non via. c'erano i trattori, ma tra lo scavo l'altro. non si può fare con le gru, Certo. meglio farlo così come Pennellino. l'hanno fatto loro e così via. Difatti ci sono queste belle fotografie, qui ci sono i buoi che tirano le pietre e così via. Ed è venuto fuori questa massa enorme. E poi questo villaggio, l'importanza del villaggio, che ci sono 3 villaggi sovrapposti l'uno sull'altro, no? Costruiti l'uno sopra l'altro, più o meno con una durata nella storia che da circa 1200, 1500 a.C. viene fino ai tempi romani. Questa è la grandezza, l'importanza, l'interesse prioritario di Barumini, no? Di avere questa stratificazione di terre, di strutture, e che sono stratificazioni del progresso storico di tutta questa piccola comunità del villaggio stesso. Era un villaggio, era una fortezza, C'era la fortezza, era una reggia, c'era la reggia, c'era tutto. c'era tutto. Ma anche la storia, la struttura stessa del murale, che si è venuto facendo pian piano, prima la torre centrale, poi le torri aggiunte, poi ci sono stati dei crolli, hanno dovuto fare una grande cintura di pietre per restaurarlo, no? E quindi c'è una storia che si legge anche in questa successione, stratificazione delle strutture, oltre alla stratificazione del villaggio e così via. Il tutto a mano. La scelta dell'UNESCO è stata una scelta intelligente, no? Hanno voluto vedere prima tutti quello che sono venuti, è stato perfetto, di aver trovato un centro di vita in cui c'è il fulcro, il villaggio, e c'è tutto il villaggio dove c'è il forno, dove c'è la bottega dove fanno le pietre, dove ci sono le cucine, c'è tutta la vita, no? Che si succede nel tempo, anche evolvendosi nel tempo, con tutti i materiali raccolti, ceramiche, oggetti di bronzo, ambra e così via. Ne esce fuori una vita durata tanto tempo fa e spentasi verso i tempi di Augusto, e tutto si è pian piano ricolmato, è stato avvolto nuovamente nella terra e poi è stata resuscitata. Come lo hanno costruito? Probabilmente si costruivano 2 o 3 filari, pietre molto grosse, che tonnellate, poi siccome le pietre diminuivano di dimensione, quindi di peso, via via che si andava dal basso verso l'alto, verso metà delle torri ci potevano armarsi di circa 1 quintale, e poi via via c'erano pietre che potevano avere 15 kg, 20 kg e così via. Io penso che non ci fosse il piano inclinato di terra, assolutamente no. Penso che invece potevano usare degli scalandroni e potevano usare soprattutto il sistema dei carrucoli, per cui a una certa altezza usavano queste cose nient'altro. Però è un'ipotesi. Io ho sempre chiesto ai colleghi, anche universitari, architetti, ingegneri, che mi dessero una mano d'aiuto, ma per loro ci capivano molto poco. Mi stava spiegando prima, mi faccio soccorrere dai ricordi dell'infanzia. E allora nel guardare le pietre grandi e pesanti e pensando a quello che poteva essere la fatica di un uomo, io mi ricordo, lei mi ha raccontato, che da ragazzino, quando si portava il grano nella parte superiore del granaio,
Ho visto uomini che con 100 kg sulle spalle, Su scale malfatte, uomini dopo si serrava il grano e si mettevano nei solai di legno, eccetera, perché il piano sotto era umido. Io ho visto contadini che si mettevano un sacco sulle spalle di un quintale e lo portavano su. quindi a maggior ragione i loro antenati a parte potevano il fatto che caricarsi loro le pietre. sapevano prendere la pietra, no? Sapevano manovrare, avevano l'arte, no? Se ne dava un sardo sadrassa, no? Doveva essere verda, no? E quindi avevano anche questa grande capacità di manovrare le pietre. Erano grandi capomastri, ma diciamo grandi architetti, spericolati artiglieri. Diciamo, non è che sapessero scienze delle costruzioni, ma in fondo hanno fatto costruzioni eterne, no? Durature, che durano molto di più di costruzioni moderne. Socialmente come erano organizzati? Vabbè. Socialmente come erano organizzati? Beh, c'era il capo, no? C'era il capo che ci dovevano essere, c'erano articolazioni sociali. Probabilmente bisogna vedere come erano alimentati e così via. Era dura la vita, non era facile, era una vita dura. Ci dovevano essere anche questi grandi capimastri, no? Oggi li chiamiamo architetti, io li chiamo grandi capimastri, no? Tenga conto che nell'antichità non esisteva il concetto di arte, no? L'arte era anche artigianato e così via. Quindi poi le tradizioni, cioè tutte le esperienze fatte attraverso i millenni e così via, avevano affinato anche, diciamo, i saperi di questi grandi costruttori, che sono stati grandi costruttori, grandi architetti, tra i più grandi del Mediterraneo. Questa civiltà cessa con l'arrivo di chi? Dei cartaginesi? Cessa con l'arrivo dei cartaginesi e con la grande sconfitta, cioè la sconfitta dei sardi indigeni alla fine del secolo a.C. Allora cessa questa civiltà dei Nuraghi, cessa la civiltà dei sardi e al periodo della libertà e dell'indipendenza succede il periodo della dipendenza e del dominio. Cioè praticamente con l'arrivo dei cartaginesi è È finita. finita. Non ci siamo più ripresi, insomma, Finita. Speriamo come che- identità di No, sardi. non ci siamo più ripresi. Abbiamo avuto dei momenti così, come dire, di riscossa, periodi giudicati, ma tenga conto che i giudici non erano tutti indigeni. Il grande triennio rivoluzionario del Settecento, no? I tentativi di riscossa cacciata dai francesi, non so se poi giusta, o cacciata dai piemontesi e così via, Langioi, quei moti, i quali finiscono in fallimento. Però, diciamo la verità, si celebrano non soltanto le vittorie, ma si devono celebrare anche la sconfitta. I serbi, come loro festa nazionale, celebrano una sconfitta. Allora, forse noi ne avremo troppe di feste, saremo sempre in Comunque tenga festa. conto, siamo degli sconfitti, ma non siamo dei vinti. Ecco, questo è importante. Siamo delle sconfitte, ma non siamo Lei dei più vinti. volte, quando ha occasione di apparire in pubblico, quasi sollecita i sardi a non sottovalutarsi. No, assolutamente no. Io credo che soprattutto in questo momento ci siano dei sardi che si fanno onore, imprenditori. Ho citato anche il caso di Sor, no? Ho citato il Renato caso di Sor. Nivola, ho citato il caso di Modolo. Anche questa sapienza, no? Anche noi diciamo in sardo, non diciamo sardo, però maestro de vanno, no? Cioè maestri di panno, lui è un grande maestro de vanno. Bene, ci sono queste persone coraggiose, no? Che ci fanno onore, che ci fanno ben sperare. Modolo- Oggi non siamo più i sardi, a mio avviso, cioè, o perlomeno sono quei personaggi, quegli eroi che io chiamo, quegli uomini coraggiosi, i quali non sono chiusi in Sardegna, ma che sono aperti al mondo, no? E quindi avendo questa ricchezza si sanno confrontare. Oggi i sardi si sanno confrontare e devono aumentare ancora di più questo orgoglio di essere sardi e aumentare anche la ricchezza delle loro virtù e dei loro saperi per confrontarsi col mondo, non per condannare il mondo, confrontarsi col mondo, cioè noi dobbiamo respirare col mondo. Ma perché Va bene, per noi la globalizzazione va bene nel senso, non nel senso di unificare, no? Di nel senso di essere la globalizzazione il riassunto di tutte il locale di tutte le ricchezze del mondo. Questa è la globalizzazione, non annullare le cose locali
ma invece costruire questa ricchezza universale con le ricchezze di tutti i luoghi locali del mondo. Questo è per me globalizzazione, in un altro senso. Perché Soru e Modolo i riconoscimenti poi li hanno ottenuti prima da fuori Sardegna e non so neanche se in Sardegna siano considerati come vengono considerati fuori dall'isola? Avevano ragione gli spagnoli quando dicevano che... Questa è un'altra cosa, perché forse noi saremmo andati più avanti nella storia, non avremmo avuto meno sconfitte se non ci fosse, io non dico che ci sia un gene nei sardi, se non ci fosse però, diciamo, quasi con un processo storico continuo questo, come dire, questa perversione, no? Cioè la gelosia, l'invidia, no? L'invidia che poi porta a una frantumazione, una disunione, no? Quello che gli spagnoli dicevano, avevano ragione, e ancora oggi c'è questa invidia l'uno dell'altro, questa frantumazione, no? Questa non unione, no? Questo c'è, questo è il grande vizio capitale del messaggio, dal quale ancora non siamo usciti. E speriamo che le nuove, io sono vecchio, quindi non c'entra più niente, che lei che è giovane, no? Gli altri giovani generazioni non siano più così disuniti come quelli del passato. Io sono cattolico, no? Io quindi non posso che essere ottimista, però quando vado, anche ieri che sono stato all'Aquila, dico siamo orgogliosi, no? Siamo orgogliosi, coltiviamo le nostre virtù, ma siamo uniti soprattutto, vinceremo. Porta un po' male. Vinceremo. Saremo vincitori, giriamola un po' così. Mi scusi se rimango sull'argomento, lei mi faceva anche notare che Renato Soru Marmilla, modulo è di Orani, dice quindi umili origini che sono quelle che poi accompagnate agli studi adeguati permettono al sardo di farsi valere. E il sardo che rimane nell'isola questi personaggi come li vede? Aspetta, è orgoglioso di quello che fanno o sta aspettando che cadano? No, ma quelli non sono orgogliosi, i sardi che si chiudono nell'isola non hanno orgoglio di se stessi. L'orgoglio è essere attaccati alle radici, ma anche appensieri al colloquio col mondo, però attraverso dell'aumento del loro sapere, delle loro virtù e così via. Non dobbiamo chiuderci questo mondo. Recentemente lei in una conferenza ha parlato di una teoria in cui il matriarcato sardo cosa fa? Il governo delle donne che cosa... No, ma questo noi sappiamo che c'è stato un periodo della storia, della preistoria, della storia più antica, questo nel cosiddetto neolitico, no? Questa è l'età della pietra, ma non è un'età della pietra, è una grande età di civiltà, nel quale il governo era delle donne. Il governo era delle donne. Perlomeno il governo morale era delle donne. Io ho scritto ma non voglio parlare di questo libro, comunque... No, per carità. No, è la teoria comunque che... è uscito un libro in questo momento, che è mio, no? Il titolo non lo dico, no? Nel quale parlo, per quanto riguarda l'età neolitica, delle figurine che cominciano ad essere molte, sono centinaia di figurine di marmo, di altra pietra, di terracotta, d'osso e così via. Diciamo il 95%, no, di queste figurine, che sono di circa IV-III millennio avanti Cristo, sono di donne, e quindi il resto sono di maschi, quindi può capire. Allora cosa significa questo? Questa predilezione di rappresentare la donna, che rappresentano la donna come dea madre, no? Soprattutto, no? Quindi diciamo così, il mito, no? Come dire, la morale, no? Del tempo era questo, cioè che trovava la sua identificazione superiore, no? In questa figura di una dea madre, no? Che era madre di tutto, no? Cioè l'idea che diciamo, derivava dal fatto che l'economia di quel tempo era l'agricoltura, era la terra, no? Quindi la dea madre diventata dea era sostanzialmente la madre terra
ed era anche la mamma materna e così via. Quindi l'idea che non è mia soltanto, ma è anche di altri, è che in quel tempo, no, il punto di riferimento era la Dea Madre, in quanto era il punto di riferimento della società e dell'economia che era in quel tempo, che era la terra e così via. La Dea Madre poi che era madre di tutto, no? Era la Dea Madre della terra, era la Dea Madre del cielo. Ad esempio a Monte d'Accordo, questo monumento di cui parlavo, sono state trovate tante figurine di pietra che rappresentano la Dea Madre, e quel monumento era dedicato proprio alla Dea Madre, no? Quindi alla madre nel senso di signora, in quel momento non della terra ma signora del cielo. A cui Allora io corrisponde sviluppo economico e pace e però prosperità. era il tempo anche della pace, della grande guerra, non c'erano le guerre, le armi, non era ancora arrivato il metallo, attenzione, quando arriva il metallo arriva proprio l'uomo, arriva il guerriero e così via. Allora io dico, sarà uno scherzo, non so. Oggi come oggi io confido molto che il governo non sia degli uomini, ma il governo sia delle donne. Beh, le donne, le commissioni pari opportunità si lamentano Le donne continuamente. hanno governato sempre. Sì, per interposta persona, dice, ma Governato sempre. poi sono sempre state loro. Che occasione Fa stiamo... molto effetto questo dire mio. No, per carità. Che occasione stiamo perdendo in Sardegna, secondo lei, in questo momento? Lei, al di là degli studi che ha fatto, dell'importanza, ricordiamolo, accademico dei Lincei, Non mi piace questa cosa, voglio dire, non mi piace questa società di oggi, no? Questo non, no, dico, prevalere di una certa società di oggi, non di tutti, no? Cioè, questo clima di violenza, questo mi dà molta sofferenza. questo è generalizzato un po'. Questa aggressione, no? Questo rapporto tra madre e figli, mi dà molta impressione. Questo ridurre tutto a denaro, no? Al mercato, no? Questa assenza di una spiritualità convinta, no? Cosciente, no? Ma non solo di superficie. La mancanza dei punti di riferimento. Una volta non ci sono punti di riferimento, tutto ciò mi fa soffrire e mi sgomenta. Però, ripeto, sono sempre così. Siamo in un momento di otteneveramento, no? Di confusione. Non dico come alcuni pensano che stiamo andando verso un nuovo medioevo, qualcuno c'è anche questa teoria, no? In certi sensi c'è una decadenza, una specie di fine dell'impero, no? Così. Però io che sono cattolico sono sempre ottimista, penso che stiamo in un momento di crisi, di grande crisi, però da ogni crisi pure se ne riesce, e quello che verrà sarà certamente meglio di quello che c'è stato. Come sardi invece in maniera specifica? Pensate, siamo lì in quel mondo oramai, stiamo respirando dentro quel mondo, anche la Sardegna c'ha gli stessi, Questa autonomia c'ha gli stessi inseguita, l'autonomia mai inseguita raggiunta. Non c'è più. Per assurdo c'era un po' di prima, più prima, sì. Non c'è più. negli anni in cui è stata costituita Ma la perché Sardegna. c'era grande speranza, no? Si credeva in qualche cosa, magari ognuno credeva in cose differenti, ma ognuno aveva un punto di riferimento, diciamo di fede, no? Oggi non c'è più. Ma questo perché ci siamo scontrati con forze che non ci hanno fatto diventare autonomi, oppure perché piano piano siamo stati contaminati dalle forze che avremmo dovuto combattere e abbiamo perso noi? Le forze che vengono da fuori, no? Oggi ci sono tutti questi mezzi nuovi e così via, ai quali non si può rispondere nemmeno, no? La televisione non si può rispondere, non si vede, da me messaggi, non si può controbattere, non lo so. Però ripeto, io sono sempre ottimista, con tutto ciò. Il fatto che sia arrivato ormai quasi alla soglia dei 90 anni, evidentemente ha ragione lei, a essere ottimisti, se non altro si campa a lungo, no? Sì. Beh, l'uomo certamente camperà più a lungo, non c'è dubbio. Beh, da un punto di vista in questo senso l'uomo è cresciuto moltissimo, no? La scienza ha dato grandi Certo. risultati, attenziamo, però ci vuole scienza e umanità, no? Ci vuole industrializzazione, ma ci vuole umanesimo. Queste due cose devono rimanere sempre, tecnologia e umanesimo, perché la tecnologia da sola non può resistere, fallisce. Se invece si sposa con l'umanesimo, cioè con l'uomo, no? Allora le cose andranno avanti.
Però oggi prevale questa visione tecnologica della vita della società, è il mercato. Oggi il grande Dio è il mercato. Il fatto di vedere il frutto della sua opera, il nuraghe, riconosciuto in campo mondiale dall'UNESCO, un briciolo di emozione che l'aveva provocata, no? C'è una grande soddisfazione, però io sono una soddisfazione soprattutto per il fatto che ne viene conoscenza e anche profitto economico al paese dove io sono nato, ne viene conoscenza della Sardegna nel mondo. È una bella conoscenza, no? No? Certo, fra l'altro lei Bella, mi diceva no? purtroppo non nel ho segno più, della memoria, nel segno della bellezza e così via. mi diceva non ho più la documentazione fotografica perché l'avevo prestata ad un giornale che Sì, beh, doveva sì. fare gli articoli, poi le cose sono andate male, le fotografie non sono tornate indietro, però lei mi parlava innanzitutto chi era la regina madre. È venuta la regina madre d'Inghilterra, sono venuti tanti uomini politici, erano C'è venuti. stata anche una visita negli anni 60 Sì. di Greschelli Sì, e il principe Ranieri. tanta gente, è venuto anche uomini politici, è venuta le figlie di Nenni, è venuto come si chiama, Paietta, ho accompagnato tante persone io lì, La più recente era magistrati. Melandri, ministro. Beh, vabbè, Melandri sì, Melandri è una donna intelligente, bella, Che non guasta. bella, sì, sensibile, sì, sì, anche una lettera, mi ha mandato una lettera di ringraziamento e così via, sì. Era una delle poche ministre belle. Sono passate. Oggi, L'utile. oggi l'ho anche detto. Sì? Sì, sì, l'ho anche detto. Avrà apprezzato perché sembra anche una donna Sì, sì, intelligente, sì, no? sì. Una donna intelligente. Cosa si aspetta ancora? Cosa mi aspetto? Cosa mi aspetto? Attualmente cosa fa? Oltre che scrivere, fare conferenze, Mi aspetto presentare di libri, morire in pace. ma c'è qualcosa ancora che in Sardegna vale la pena di scavare e di scoprire? Sì che c'è. C'è tanto da scavare ancora, no? Dove in particolare? In tutti i settori, nel mondo, il settore preistorico, il mondo fenicio pure. Devo dire che nel mondo fenicio purico hanno scavato molto e bene, no? Tutta la missione Moscati, no? Insomma, la presenza di Moscati qui ha aiutato moltissimo, è stato importantissimo per la conoscenza della civiltà fenicia della Sardegna, no? Hanno scavato non soltanto, ma hanno pubblicato, hanno fatto conoscere la Sardegna. Pensi che praticamente nel nostro paese, l'Italia, la Sardegna è la terra che ha più testimonianze di civiltà fenicio-punica. E di Moscati, che è stato presidente, voglio anche ricordarlo, Salvatino Moscati è stato presidente dell'Accademia dei Lincei, la Sardegna gli deve molto, era un grand'uomo. Chiudiamo con una battuta. Nel corso di un incontro, di una conferenza stampa, a chi le chiedesse, a chi le chiedeva come ha avuto l'intuizione e tutto il resto, lei ha dato una risposta diversa da quella che ha dato a me oggi. Lei a un certo punto ha detto: io devo essere la reincarnazione di qualcuno di questi uomini del nuraghe. Diciamo così, per scherzo, perché c'è una religione che pensa alla reincarnazione, diciamo così virtualmente, sì, lo sono. Ah, no, non è un'ipotesi, lei è convinto di esserlo. No, Cioè, virtualmente. virtualmente. Sì. Se c'è una reincarnazione, però dobbiamo risolverla. Vabbè, però si dice anche sempre che nel momento in cui Ma lo dico, si torna in un'altra vita non è detto che si torni, prima di tutto nello stesso posto. chi lo sa. Chi lo sa, forse aveva fatto altri cicli. No, ma poi lo alla dico fine. così, Certo. per dire così. Che cosa vorrebbe? Certamente in me qualche cosa dei miei antenati c'è, no? Sicuramente. Ci deve essere. Lei ha detto lo spirito del ricercatore archeologico, più che dalla mia famiglia diretta, probabilmente mi nasce da un mio zio contadino Sì, che sì. girando per i campi Sì. trovava dei No, c'era reperti. Federico, perché lui pensava che ci fossero tesori lì. Beh, c'era il Anzi, a tesoro. me mi diceva vai lì perché li trovi, scavi, vai dice lì tra San Nicola, una chiesetta che ora, e dice lo trovi lì, e lui era per lei che c'era il tesoro, evidentemente c'era Federico. Che c'era Federico, magari è morto vecchissimo, quasi centenario, 100 anni. pensava a un tesoro che non è quello che poi ha trovato lei, ma comunque insomma lui ci aveva pensava che azzeccato. stesse tesoro. E mi diceva vai lì perché trovi questo tesoro. C'era Federico, però
chi magari sta studiando oggi, che non la conosce, l'ha conosciuta oggi perché magari sta seguendo questa intervista e che magari sta pensando, chissà, la storia dell'arte, ma di cosa parlano? Cercare pietre, cercare nuraghi. Probabilmente c'è un rilievo potenziale fra i ragazzi di 18, 19. No, direi che c'è anche molta attenzione per l'archeologia, perché l'archeologia è un fascino, no? È un grande fascino. Lei lo vede crescere ultimamente questo fascino Sì, dell'archeologia? è cresciuto moltissimo. Quindi c'è un fascino, soltanto che dico, chi vuole fare l'archeologo stia attento, no? Perché il fascino è dato soprattutto dallo scavo, no? Se vedete lo scavo, il materiale che si trova, eccetera, però poi l'archeologo non si deve limitare a fare lo scavo, si deve invece sedere a tavolino, studiare, ricercare, interpretare, comparare e così via, che è il lavoro molto più duro. E poi una raccomandazione che ho fatto anche ai giovani archeologi è pubblicare. Si pubblica poco, si scava molto e si pubblica poco. Loro devono, a un certo momento si deve scavare, però si deve anche pubblicare, perché il bene che si scava non è il bene dell'archeologo, ma è il bene di tutti, deve essere conosciuto da tutti. Cioè il bene deve essere socializzato. Questo molti non lo fanno, o lo fanno a metà. Bisogna che facciano questo. Allora sono veramente archeologi. Cioè l'archeologo deve essere uno che lascia qualche cosa che possa essere fruito dagli altri, perché è di tutti. Deve lavorare anche nella società l'archeologo, deve essere un uomo, oltre che un archeologo, soprattutto deve essere un uomo che lavora nel sociale, che vuole bene al prossimo lavorando con un dovere per lavorare nel sociale, per gli altri. Ai sardi cosa diciamo? Più uniti e meno Al sardo invidiosi? diciamo che il sardo deve essere orgoglioso di essere sardo, di amare la propria terra, e però di amare anche il paese italiano, di amare l'Europa, di amare il mondo, di essere cittadino del mondo. Prima di tutto cittadino sardo e infine cittadino del mondo. Questo. E poi di non essere il sardo come lo è stato e come lo è in parte, di non essere geloso, invidioso e così via. E di essere questa solidarietà e questa unità dei sardi. Soltanto essendo uniti, essendo consapevoli della necessità di lavorare insieme, di andare insieme, di tutto. Allora veramente la Sardegna risorgerà, la Sardegna sarà quella che deve essere, che speriamo di essere. Professore, io la ringrazio della testimonianza, del tempo che ci ha Grazie a lei, concesso. tante grazie, No, ma per lei. carità. E lei tanti auguri, così del suo lavoro, di Ci tutto chiama, quello che lei desidera. ci chiama. Io desidero in questo momento, dopo questa chiacchierata, desidererei che se lei ha qualcosa che viene alla luce, che si scopre, o se c'è la novità, ci chiamasse per farci partecipare Grazie. insieme a lei a quello che è Grazie tanto. un ulteriore successo. Grazie tanto. I see your face in every flower, your eyes in stars above. It's just the thought of you, the very thought of you